Allora, eccoci qua, siamo arrivati a questo momento. La cosa che mi ha incuriosito, è una curiosità, però è bene anche informare insomma, le persone di quello che c'è in giro, che avete diffuso questa scatoletta nelle farmacie con le pillole di movimento. Ma perché dico questo? Perché effettivamente ci sono delle ricerche scientifiche alla base delle quali si è scoperto che ci può essere una riduzione controllata dai medici, eccetera, della somministrazione farmacologica, dei farmaci, eccetera, o addirittura a volte possono anche non essere somministrati certi farmaci particolari, se le persone svolgono un'idonea attività fisica. E le idonee attività fisica aiutano solo a prevenire le malattie, ma anche a curarle e a guarire meglio, a uscirne meglio. Però attività fisica che si è drasticamente, lei come professore ce l'ha testimoniato, e lei lo dice a tutte le attività, ridotta. E allora di qua la vostra idea con delle collaborazioni, con delle partnership strategiche naturalmente che ci devono anche essere, istituzionali, di fare che cosa? Niente, Pillole di Movimento è un progetto nato dalla WISP di Bologna 10 anni fa. Quindi è bello... Sì, è stato testato nel tempo e ha riscosso un discreto successo e ha portato la WISP nazionale ad estenderlo a tutto il territorio nazionale. Si tratta di fatto di una scatola di pillole di movimento dove all'interno è possibile trovare un bugiardino con dei voucher per partecipare a dell'attività motoria gratuita nelle associazioni affiliate a WISP che hanno aderito all'iniziativa. Quindi ogni farmacia di ogni città ha le sue, perché ovviamente fa riferimento ai centri di città. Attualmente ci sono 31 città che hanno deciso di partecipare a questo progetto e ogni città chiaramente sta prendendo accordi con le associazioni delle farmacie del territorio per distribuire queste scatole nei mesi di febbraio e marzo 2022. Quindi è una cosa reale, esiste, si trovano queste scatolette Assolutamente, in giro. tra pochi giorni sarà possibile trovarle direttamente in farmacia. Ma lo scopo ultimo è quello di incentivare le persone a darsi una mossa sostanzialmente. Assolutamente, noi vogliamo mettere in movimento la popolazione, soprattutto i maggiorenni che negli ultimi tempi sono diventati sedentari, vuoi per motivi legati alla pandemia, vuoi anche per la pigrizia che si è creata in questa situazione in cui purtroppo molti sono costretti a stare a casa per lunghi periodi. E soprattutto quello che a noi interessa è far ritrovare alle persone anche il senso di comunità, quindi uscire di casa per ricominciare a vivere la socialità che in questi tempi è stata un po' dimenticata. Stare assieme fa bene e fa bene farlo anche assieme all'attività sportiva. Ecco qua, infatti vediamo la scatoletta di cui stiamo parlando, all'interno della quale c'è semplicemente un bugiardino, insomma sono istruzioni, non sono pillole che vengono somministrate. Assolutamente. E quindi c'è la disponibilità di questi centri sportivi, perché sono centri sportivi sono che associazioni sportive dilettantistiche affiliate ai nostri comitati WISP del territorio. E che viene diviso per sale corsi, sala cardio fitness, attività all'aria aperta, discipline orientali, per esempio quello che lei ci ha presentato per quel che riguarda Padova per esempio, e c'è questa opportunità per poterle fare. Naturalmente poi l'intento sarebbe quello di dire: se ti piace questa attività iscriviti, fa qualcosa, cerca di uscire dalla tua routine, no? Certo, vogliamo abituare le persone a riabituare le persone a muoversi e sappiamo che fare sport comunque crea a sua volta il bisogno di continuare a fare sport. Assuefazione. Esattamente, quindi è importante ed è importante provare anche discipline che non si è mai provato prima, perché la curiosità spesso porta anche ad appassionarsi a nuove attività. Quindi magari si comincia con una e poi si passa ad un'altra attività. Fortunatamente l'elenco è abbastanza corposo, quindi siamo convinti che ci siano opportunità per tutti. Presidente, sotto due punti di vista, perché da un lato le persone hanno bisogno di essere spronate, anche se le cose collettive in ambienti chiusi non sortiscono sempre questi effetti, poi ne parleremo, perché c'è bisogno appunto di sentirsi anche sereni, tranquilli, perché è un momento anche di relax mentale, quindi non di stress, mascherina, non mascherina, questo è un altro problema, ma questo poi entriamo nel merito. Ma dall'altro anche di rilanciare questi centri sportivi. Perché queste palestre? Perché hanno sofferto, stanno soffrendo, sono stati inseriti tra l'altro anche nell'elenco di chi dovrà ricevere ancora dei ristori,
Perché le cose non girano assolutamente, si tratta di tantissimi operatori del settore che perdono il posto di lavoro. Sì, sì, è un problema gravissimo, e il fatto che il governo proprio oggi abbia comunicato di voler dare conto alla lettera che hanno scritto l'altro giorno, pochi giorni fa, i sindaci delle città metropolitane per segnalare l'urgenza dei gestori degli impianti sportivi, quindi le piscine e chi gestisce impianti sportivi sta soffrendo tantissimo, da un lato per il ridotto numero di accessi, ma anche e soprattutto perché le utenze, l'energia elettrica, il gas e l'acqua sono aumentati tantissimo, perché tutte le materie prime sono aumentate tantissimo, per cui dopo 2 anni di sofferenza pandemica questa ulteriore emergenza economica dettata dal rincaro delle materie prime sta veramente mettendo a rischio la vita di moltissimi impianti sportivi, che poi alla fine sono opportunità per i cittadini di poter praticare il loro sport. Quindi assolutamente questo è un tema caldissimo ed è un tema economico ed è anche un tema culturale. Dicevamo prima che l'Italia è tra le nazioni più sedentarie d'Europa, quindi non l'avrei detto questo, invece sì. Sì, siamo tra i paesi più sedentari d'Europa, noi abbiamo brillanti risultati nello sport di alto livello, quest'anno alle Olimpiadi abbiamo veramente avuto delle grandissime soddisfazioni, ma parallelamente il numero di persone sedentarie che vengono, come dire, monitorate ormai da una decina d'anni in maniera costante dalle unità sanitarie locali di tutta Italia attraverso degli strumenti di sorveglianza, passi d'argento e anche la popolazione giovanile, noi siamo molto sedentari, abbiamo una fascia della popolazione sedentaria molto importante, 35% circa, abbiamo una fascia di sportivi significativa, il 30%, e abbiamo una fascia intermedia di persone parzialmente attive che non sono persone che praticano regolarmente sport, per cui la platea di persone parzialmente attive sono le persone che secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non vengono considerate attive, cioè non fanno il numero di minuti di attività fisica e sportiva che viene considerata come minima e consigliata da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E se le persone non vanno a camminare almeno mezz'ora al giorno, la semplifico tantissimo, almeno mezz'ora al giorno tutti i giorni, sono considerate attive, sono considerate sedentarie. Okay? Poi per i ragazzi dovrebbero fare almeno un'ora di attività fisica intensa al giorno e così via. Un'ora intensa al Sì, giorno? dovrebbero fare almeno un'ora di attività fisica i ragazzi fino a 18 anni e siamo molto al di sotto di questi standard e complessivamente siamo, secondo Eurobarometro, secondo una serie di strumenti di rilevazione, siamo abbastanza indietro, siamo molto indietro nella graduatoria europea, anche perché nella scuola noi facciamo meno attività fisica della maggior parte dei paesi d'Europa. Abbiamo solo le 2 ore settimanali elementari, scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, abbiamo solo le 2 ore di attività fisica, che sono assolutamente poche se confrontate con i paesi europei, anche se poi è vero che noi abbiamo tutta l'attività agonistica organizzata dalle associazioni sportive, delle federazioni e degli enti di promozione sportiva. Però complessivamente la popolazione è piuttosto sedentaria e quindi anche in chiave economica, per dare risposta alle urgenze e alle emergenze dei gestori di impianti, come dire, il tema della lotta alla sedentarietà è un tema che attraversa la società in senso veramente trasversale e credo che proprio dopo la pandemia gli sforzi e le alleanze che l'intero mondo sportivo dovrà e dovrà fare per, come dire, per la socialità, per vincere paure, per ritrovare delle relazioni umane, anche per la salute nel senso della prevenzione delle malattie, ma anche per far girare il volano dello sport, che è una delle ruote importanti del nostro prodotto interno lordo. E quindi, come dire, ci sono tante implicazioni che si interconnettono, quindi sicuramente c'è il tema dei ristori, ma parallelamente c'è il tema di lavorare tutti insieme per far sì che ci sia la maggiore consapevolezza sull'opportunità e sull'utilità della pratica dello sport in senso lato, di tutti gli sport, per vincere medaglie olimpiche, per tenere in vita il movimento sportivo federale, ma anche per far muovere queste ruote economiche, questi luoghi di pratica che non sono necessariamente orientati all'agonismo, ma sono opportunità
che fanno parte del nostro tempo libero e del nostro, altrimenti non ci restano che gli del nostro argini. benessere. Certo. Esatto, che l'ha ci sono medici, insomma, medici dello sport, specialisti che fanno parte un po' della vostra associazione, per cui possono dare delle consulenze a chi ha particolari problematiche, a chi ha delle ritrosie, per dare anche dei supporti, insomma. Allora, tutti i nostri comitati cercano di proporre delle convenzioni con dei centri medici, sia per quanto riguarda le visite sportive, sia per quanto riguarda magari anche altre visite specialistiche relative sempre un po' a quello che è il mondo dello sport e dell'attività fisica. Chiaramente tutti i nostri associati possono avere accesso a queste convenzioni che variano di territorio in territorio e avere appunto anche eventualmente anche della consulenza. Quello che cerchiamo di fare come WISP è quello di promuovere un po' la cultura dello sport in quelle che sono tutte le sue sfaccettature, quindi riguarda anche la sana alimentazione, il controllo del proprio corpo. Magari appunto praticano lo sport, poi c'è il problema con i giovani, tra l'altro, che è molto frequente, cioè problemi alimentari, problemi di non avere un buon rapporto con la propria fisicità, col proprio corpo, tantissime ragazze soprattutto, ma non solo, anche ragazzi, quindi l'approcciare l'attività sportiva però essere seguiti da persone che hanno anche una competenza diventa importante, che possono dare appunto, come diceva lei, una dieta idonea, no? Assolutamente, tra l'altro come citava prima il nostro Presidente, nella formazione dei nostri istruttori noi facciamo particolare attenzione a quello che riguarda l'ascolto delle persone ai quali andiamo ad insegnare lo sport. Dobbiamo cercare di capire se ci sono delle problematiche, come ascoltare queste persone, come poterli aiutare ed eventualmente indirizzarli verso degli specialisti che possano appunto risolvere le loro problematiche, però senza farli sentire in difetto, ma cercando di accompagnarli sempre nel loro percorso, anche perché l'attività sportiva deve essere una valvola di sfogo e un momento di piacere, deve dare appunto un senso di tranquillità alle persone. Sì, di benessere sostanzialmente. Esattamente. Avete riscontrato problemi, un'insorgenza di maggiori problemi nelle persone in questo periodo? Sì, diciamo che la mancanza della socialità sta chiudendo caratterialmente le persone. C'è anche una certa propensione alla aggressività, però abbiamo notato che nel momento in cui si offre alle persone la possibilità di essere ascoltate e di condividere assieme un'esperienza, in questo caso sportiva, motoria, gli permette appunto di sentirsi più tranquilli. E quindi si trovano a loro agio nelle nostre attività. Ecco, mi dai là un po' di fatti di cronaca, visto che lei ha a che fare con i ragazzi, tra l'altro, che è l'età molto particolare della crescita, queste manifestazioni di aggregazione non sportiva dei ragazzi aggressivi, molto violenti, che abbiamo visto in diverse città del nostro paese, anche Padova tra l'altro, che non ci si aspettava, o per carità, non in questi termini. Cosa riscontra lei, visto che ha a che fare con i ragazzi? Cosa hanno, una carica, una bomba innescata? Cosa è successo? Che hanno bisogno di sfogare? Ma io credo che allora, dobbiamo avere uno sguardo molto ampio sulla realtà, no? È chiaro che nelle grandi città ci possono essere casi di particolare criticità in cui questi eventi di scontri tra bande attirano l'attenzione, no? Dei media e degli organi di controllo. No, ma al di là del fatto in sé per sé, proprio il fatto che questi ragazzi si sfogano in questi termini violenti. I ragazzi che sono stati chiusi in casa per 2 anni, ci sono indagini, studi che sono stati fatti per misurare, per osservare il grado di sofferenza dei ragazzi, il numero di ragazzi che sono ricorsi al supporto psicologico dopo la pandemia è aumentato in maniera significativa. Io credo che questo sia il segnale da cui poi si arriva alla punta dell'iceberg delle bande che si trovano in centro attraverso i media per scontrarsi tra loro. No? Un po' un'imitazione degli Stati Uniti, credo, di diversi anni fa. Certamente il livello di sofferenza e la conseguente aggressività è aumentata. I ragazzi, avendo meno rapporti sociali, hanno anche episodi estremi. Che cosa possiamo fare per ovviare a questo? Credo che
tutte le forme di aggregazione, tutte le forme di confronto, tutto ciò che, come dire, la famiglia, la scuola, tutto il mondo del terzo settore, le istituzioni possono fare è cercare di prendersi cura, di avere cura in maniera mirata, facendo al meglio ognuno il proprio lavoro e sviluppando una logica dell'alleanza che permetta di affrontare i problemi complessi sociali in maniera integrata. Credo che tutti quanti noi, no, siamo come cittadini, e forse penso anche che il nostro Paese in questo periodo, nonostante le criticità, abbia avuto anche molti esempi virtuosi proprio dal terzo settore, dal volontariato, per integrare quello che le istituzioni sono riuscite a dare, no? Perché è chiaro che i problemi sono estremamente complessi. Una battuta un po' in chiusura, perché siamo in chiusura. Voi avete anche il sostegno del Dipartimento dello Sport, no? Quindi è un'attività istituzionale riconosciuta, quindi voi appunto siete operativi da tantissimo tempo. Che messaggio vuole dare, visto che lei è responsabile anche della comunicazione, alle persone che ci ascoltano? Certo, allora quello che voglio dire è che le occasioni per fare movimento sono molte, anche se a volte non sembra. E ci sono degli enti preposti, gli enti di promozione come il nostro, che offrono tante opportunità per muoversi e per stare bene in compagnia. Quindi vorrei che le persone capissero che queste opportunità vanno colte e per quanto riguarda la salute e il movimento non c'è mai tempo da perdere, quindi anche in questo momento storico in cui sembra tutto difficile e complesso, investire qualche minuto del proprio tempo per fare attività motoria in sicurezza è sicuramente un tempo ben investito, perché il benessere psicofisico è la cosa più importante in questo periodo. Contro le discriminazioni per le pari opportunità, discriminazioni in qualsiasi livello, in qualsiasi ambito, di genere e non solo? Assolutamente, le nostre attività sono aperte a tutti e siamo accoglienti con tutti e diamo appunto la possibilità di partecipare ad ogni tipo di evento. Perfetto, io vi ringrazio, siamo giunti al termine di questa intervista. I temi sono molto importanti, al di là di questa iniziativa che è molto simpatica, molto carina, comunque praticare l'attività anche da soli, anche all'aria aperta, anche fare la camminata. Lei diceva, qua sono le pillole dove ci sono dei suggerimenti di associazioni sportive dove si può partecipare gratuitamente, quindi è un'iniziativa promozionale da parte vostra, ma lei diceva almeno mezz'ora al giorno, no, più di mezz'ora al giorno di movimento all'aria aperta, insomma, non costa niente. Mezz'ora di cammino al giorno, tutti i giorni, sono sufficienti per essere classificati come cittadini attivi. Eccola, perché sennò cittadini passivi no, vero? Anche se l'OMS nell'ultima linea guida emessa ha lanciato questo slogan: ogni movimento conta, nel senso che è vero che le linee guida dicono almeno mezz'ora al giorno, ma i benefici di salute del muoversi, anche meno di quanto indicato nelle linee guida, sono comunque utili a mantenere il proprio stato di salute e di benessere. Mantenersi giovani. Grazie Presidente, grazie responsabile naturalmente della comunicazione Faoli di essere stati qui con noi, grazie alla WISP del Veneto, a voi naturalmente grazie di averci seguito. Fermi là, pubblicità, restate con noi, le interviste non sono finite, a tra poco.